L'Archivio di Stato apre le porte ai visitatori in occasione delle giornate europee del patrimonio. Quest'anno un'iniziativa tutti inclusi. Perché? Quest'anno il tema delle giornate europee del patrimonio 2021 è il patrimonio inclusivo. Questa per noi è un'occasione particolarmente significativa perché l'Archivio di Stato di Agrigento investe in accessibilità culturale già dal 2019. Il percorso proposto in questa occasione dal titolo Carte senza barriere sintetizza infatti alcune delle esperienze già poste in essere dal nostro istituto in tema di accessibilità culturale. È un percorso quindi che si fonda sulla valorizzazione della cartografia storica, che è stata diversamente declinata e resa inclusiva, quindi per consentire a tutte le persone di poter fruire di quanto esposto, quindi con delle forme di fruizione ampliata che prevedono in parte la videoproiezione di elaborati multimediali che sono stati realizzati negli scorsi mesi dagli studenti che hanno svolto i tirocini formativi presso il nostro istituto, in parte con l'esposizione in originale, quindi della cartografia storica che fa parte del nostro patrimonio archivistico, e in parte quindi con un percorso supportato da sussidi tiflodidattici e quindi trascrizioni in braille e piante in rilievo destinate quindi alle persone ipovedenti e non vedenti. I contenuti sono stati tra di loro quindi integrati per consentire comunque a tutti di poter vivere un'unica esperienza appunto in chiave inclusiva e far sì che il patrimonio quindi possa essere vissuto quindi dalla collettività come un elemento, quindi parte integrante quindi della propria vita, della propria formazione, della propria personale crescita culturale. Siamo particolarmente lieti in questa occasione di poter tra l'altro ricevere nuovamente il pubblico quindi in presenza, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza quindi vigenti, e proseguiremo ovviamente quindi nelle nostre attività e con altri argomenti quindi per continuare a restituire al pubblico quindi la ricchezza del nostro patrimonio archivistico. In cantiere ci sono altre iniziative anche dedicate al mondo della scuola? Sì, la prossima iniziativa sta per arrivare ed è la Domenica di Carta del 10 ottobre, in occasione della quale insieme quindi alla mostra documentaria che è in allestimento ci sarà anche la riapertura dei depositi archivistici per far conoscere al pubblico quelle che sono anche le strutture della conservazione del nostro archivio e vivere nuovamente un'esperienza condivisa e estesa a tutti.